Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi andremo a Rifugio Scarpa. Ho parcheggiato in località Frassinè e percorrendo la strada sterrata che parte da poco sopra il paese raggiungeremo la nostra meta passando anche per una malga chiamata Malga Luna. È una camminata di circa 2 ore, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo. Ci troviamo praticamente ai piedi del versante sud dell'Agnières e queste zone sono poco trafficate e frequentate dal turismo di massa, quindi mi piacciono molto perché, seppur meno acclamate della controparte dolomitica più alta, qui si respira davvero una pace che difficilmente troveremo in altri luoghi. Bene, sono arrivato, ci ho impiegato un'ora, sono poco meno di 4 km per un totale di 550 metri di dislivello. Ora vi faccio vedere il Rifugio Scarpa. Sto seguendo il sentiero che parte da dietro al rifugio e che dovrebbe portarci al Col di Luna. Poi da lì, teoricamente, guardando la mappa, posso scendere e raggiungere di nuovo Frassinè, che dove ho parcheggiato la macchina. E quindi adesso vi tengo aggiornati. Bene, sono arrivato anche in cima a Col di Luna, 1750 metri, totale di 8 km e 750 metri di dislivello. E adesso comunque provo ad andare un po' avanti e vedere se c'è un'altra via di qua per non ripetere quella già fatta.
Bene, ora sto scendendo a Frassenè, dove ho parcheggiato, lungo questo sentierino ripido, tutto dentro al bosco, non si sente davvero volare una mosca. Il bello di questi posti è che si incontra davvero pochissima gente. Io oggi ho trovato sul sentiero 2 persone, probabilmente, che davano rifugio. Poi da rifugio al Col di Luna nessuno, c'ero solo io. Infatti, come avete sentito anche nei video, il silenzio regna sovrano in questi posti e il bello è proprio questo, secondo me. Grazie per aver guardato questo video. Io sto per arrivare alla macchina, dove chiuderò appunto questo anello che ho fatto partendo dal paese di Frassenè. Vi ringrazio e vi auguro buone passeggiate.